Il radon è un gas naturale inodore e incolore che si forma spontaneamente nel sottosuolo a causa del decadimento dell'uranio e del radio presenti nelle rocce e nei terreni. È diffuso in tutta la crosta terrestre e può accumularsi negli ambienti chiusi, specialmente nei piani seminterrati e nelle abitazioni a contatto diretto con il terreno. Secondo il nuovo report di ARPAV approvato dalla Regione Veneto, oltre il 15% degli edifici nei comuni di Vo, Torreglia e Cinto Euganeo supera la soglia di sicurezza per il gas radon. Le tre amministrazioni hanno così organizzato degli incontri per informare e sensibilizzare la popolazione. La Regione storicamente ha individuato in queste aree, delle zone con delle percentuali, di permanenza del gas radon in edifici maggiori rispetto ad altre. Ciò non vieta che possano essere aggiunte altre zone. L'importanza è comprendere, senza preoccuparci troppo, ma prendere coscienza di quella che è le conseguenze che il gas radon hanno, soprattutto con una permanenza prolungata in ambienti di lavoro, nelle scuole o negli edifici pubblici. La presenza del radon è nota nel territorio dei Colli Euganei e più volte era stato associato anche alle morti per tumori ai polmoni di alcuni dipendenti della base militare del Monte Venda. Riteniamo molto interessante cercare di far capire alla popolazione, soprattutto dal punto di vista della sicurezza e della salute, che è importante tenere sotto controllo anche questo gas che finora c'è sempre stato, ma non è mai stato monitorato con criterio. Dopo un primo incontro lo scorso 23 ottobre ne è previsto un altro il prossimo 17 novembre. Scopo dell'amministrazione qual è? Quello di sensibilizzare e comunicare ai cittadini la presenza di questo gas che è presente in tutti i colli, ma che è stato in passato rilevato in modo particolare nei comuni di Cinto, Vo e Torreglia. Insieme ai sindaci tecnici dello Spisal, dell'USL 6 Euganea, che hanno illustrato iniziative di prevenzione, come per esempio per le nuove edificazioni i progetti devono prevedere già in fase di costruzione specifiche misure di mitigazione per evitare l'ingresso del gas dal sottosuolo. Questo incontro si insitua all'interno di un'iniziativa che è il Piano Nazionale per il Radon, che la Regione Veneto ha fatto propria, e quindi anche rispetto alla popolazione stiamo facendo degli incontri come Dipartimento di Prevenzione per sensibilizzare, sul tema radon e cercare anche dal punto di vista sanitario contestualizzare i rischi.